L'assessore regionale all'ambiente Giampaolo Buttaccini, in occasione degli Stati Generali della Green Economy in corso a Rimini, ha affermato che le richieste dell'Europa riguardo la qualità dell'aria non possono essere soddisfatte, non nel bacino padano fortemente antropizzato e geomorfologicamente penalizzante. Alcuni standard non si potranno mai raggiungere e ci sono studi a dimostrarlo. Sono in difficoltà gli amministratori che si devono giostrare tra norme contrastanti e spesso di difficile applicazione. Da anni in Veneto si sta combattendo contro l'inquinamento, ma alcune norme devono essere dettate dal governo centrale, ma l'Europa stessa dovrebbe attivarsi per incentivare alcune pratiche di cui chiede l'attuazione. L'auto elettrica non è veramente a zero emissioni come si sta dichiarando. Usura gomme e pastiglie e polvere sollevata sono maggiori rispetto alle altre auto, in quanto quelle elettriche pesano di più e ciò incide sulla qualità dell'aria. Serve una visione più ampia. In via Vespucci al Civico 130, sabato 14 ottobre, apre Acme Store, il nuovo negozio della tecnologia. Qui troverete elettrodomestici, accessori per la casa, ma soprattutto computer e cellulari. Inoltre Yuri ed Eddie rigenerano i vostri cellulari, Android ed Apple e i vostri computer, che siano PC o Mac. Sui vostri device assistenza a 360 gradi. Li trovate al 351 683 7940.